L'evento si è aperto come ogni anno con una lezione magistrale. Quest'anno è stata affidata al professore Bruno Siciliano, ordinario di automatica e robotica all'Università Federico II di Napoli, considerato uno dei massimi esperti mondiali in questo campo. Professore Siciliano, quanto è importante oggi applicare la tecnologia alla medicina? La tecnologia applicata alla medicina sta vivendo un momento di grosso fermento. Perché? Perché ovviamente si è capito che mettendo a disposizione tecnologie come per esempio l'intelligenza artificiale, come la robotica, è possibile fornire degli ausili all'operatore, in questo caso il clinico, vuoi che questo sia un chirurgo, vuoi che questo sia un terapista, in modo che possa avere accesso in tempo reale a una grossa quantità di dati. Chiaramente l'accesso deve avvenire in totale sicurezza, perché questo ovviamente c'è un discorso legato alla privacy e poi c'è un aspetto deontologico del medico. Poi allo stesso tempo, nel momento in cui ho un sistema che consente al clinico, all'operatore, di eseguire l'operazione in maniera molto più precisa e molto più accurata, ne va tutto a beneficio del paziente. Il professore Siciliano ha annunciato anche che quest'anno per la prima volta arriveranno a frequentare la scuola di specializzazione a Napoli in chirurgia i ragazzi nati nel 2000 che si sono da poco laureati. I nativi digitali, cioè i ragazzi nati nell'anno 2000. Che si sono laureati da poco. Perché questa è una scommessa? Perché loro sono cresciuti nell'era del digitale, nell'era del soft touch. Faccio un esempio semplice nel campo chirurgico. Il chirurgo che ora utilizza la chirurgia robotica o la chirurgia laparoscopica è un chirurgo che prima aveva un bagaglio di esperienza nel fare la chirurgia open. Okay? Ora, perché questo è importante? Perché in pratica il nativo digitale non ha tutto questo bagaglio di esperienza. Allora qua noi dobbiamo essere pronti con la tecnologia a fornire una sensazione tattile come se il chirurgo avesse quel bagaglio di esperienza di aver toccato con mano facendo la chirurgia open oppure facendo la laparoscopia. E questa è una grossa scommessa e noi dovremmo farci trovare pronti.